Agrigento, a San Leone, all'hotel Dioscuri, oggi e domani, venerdì e sabato, su iniziativa dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Alfonso Cimino, si svolge un convegno sul tema I lavori pubblici, la qualità del progetto, per il rilancio socio-economico del nostro territorio, che comprende anche un corso di formazione per la figura del coordinatore dei concorsi di progettazione. Oggi è una tappa di un percorso che stiamo tracciando a livello nazionale per promuovere la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Il concorso di progettazione è lo strumento ideale per raggiungere questo obiettivo, in quanto premia la qualità del progetto e valorizza la professionalità dei concorrenti. Tuttavia ci siamo resi conto, girando per l'Italia, che molti comuni, molte stazioni appaltanti non sono dotati di figure professionali, di esperti nell'organizzazione dei concorsi e soprattutto nella gestione di queste piattaforme informatiche su cui i concorsi oramai viaggiano veloci, superando una serie di vecchi limiti atavici, quindi diventando competitivi nei confronti di altri tipi di affidamenti anche nei costi e nei tempi. Quindi questo è un fatto nuovo, perché queste piattaforme hanno davvero alimentato una rivoluzione in tal senso. Quindi per superare questa carenza di figure professionali noi stiamo tenendo sul territorio nazionale una serie di corsi proprio finalizzati alla formazione della figura professionale del coordinatore operativo dei concorsi, una figura professionale che può essere interpretata dal pubblico dipendente nel ruolo di RUP e dal libero professionista nel ruolo di supporto al RUP, quindi una buona opportunità anche per il libero professionista. Quella di oggi costituisce la prima tappa siciliana di un percorso che alimenterà un elenco di esperti in materia di concorsi a cui le stazioni appaltanti interessate potranno fare riferimento. Abbiamo voluto oggi organizzare questo importantissimo evento formativo per parlare di qualità della progettazione, per parlare dei concorsi di architettura a 2 gradi, per aprire il mercato ai giovani professionisti e a chi negli ultimi anni non ha avuto la possibilità di lavorare. E lo stiamo facendo perché vogliamo formare delle figure, dei coordinatori dei concorsi di progettazione che assisteranno ai RUP nei concorsi di progettazione, tanto voluta questa figura dal Consiglio Nazionale degli Architetti, dal Dipartimento dei Lavori Pubblici del Consiglio Nazionale, ben guidato dal nostro vicepresidente Rino Lamendola. Oggi qui abbiamo avuto la presenza anche della rete delle professioni tecniche, del sindaco di Agrigento, con il quale interloquiamo spessissimo sulle problematiche della nostra città, e della curia arcivescovile con Don Giuseppe Pontillo, direttore dei beni ecclesiastici. Oggi ho voluto definirlo il vero motore pulsante e rigenerante di questo centro storico, ed è uno dei primi che ha portato avanti dei concorsi di progettazione per le nuove chiese. Questa figura è importante, questa del coordinatore del concorso di progettazione, perché noi riteniamo che attraverso un concorso si possa parlare di qualità del progetto e si possa quindi parlare di rigenerare il nostro territorio e le nostre città.